attirare l'attenzione su questo grave inquinamento da FAS e non solo da FAS. Chi inquina paga. Lo scandalo PFAS continua a tenere accesi gli animi, alzate le antenne. Davanti all'azienda Miteni di Trissino in mattinata un'altra protesta, questa volta firmata dai pentastellati, per puntare il dito direttamente alla questione bonifica e costi. Vogliamo che tutti i costi di bonifica vengano messi in carico a chi ha inquinato, una questione logica e normale, invece purtroppo lo stiamo pagando con le nostre tasse e nei costi della bolletta. La salute è di tutti, non ha un colore politico, ma noi siamo qua oggi a manifestarlo, loro lo faranno? Megafono, striscioni e slogan, ma è stata una pacifica manifestazione per fornire appoggio ai lavoratori dell'azienda e a tutti i cittadini veneti contaminati da PFAS. Gli interventi della Regione hanno portato a livello PFAS 0 gli acquedotti, ma ora si attende che l'azienda bonifichi i terreni contaminati da molte altre sostanze, spiegano. Chiediamo a gran voce la bonifica di questo sito. Chi inquina paga, deve intervenire per garantire la salubrità. Dopo 5 anni che abbiamo sollevato questo caso, dopo 6 esposti, dopo una legge per impedire che continuassero a sversare, siamo ancora punto a capo. Immobilismo totale della politica, della burocrazia e purtroppo anche una lenta magistratura. L'altra novità di alcuni giorni fa è invece emersa durante 2 incontri in cui si sono potuti confrontare il Ministero dell'Ambiente, la Regione e una rappresentanza dei genitori no PFAS. Da Roma potrebbe giungere la nomina di un commissario straordinario insieme alla proclamazione dello stato d'emergenza.